Ciao a tutti ragazzi e amanti Ciao delle due ragazzi. ruote e benvenuti in questo nuovo video di Motogiri Itinerari Mirella Campardo. Continua la nostra collaborazione con il canale per offrirvi sempre maggiori contenuti. Se vi siete persi il video del tributo a Valentino Rossi e dell'unboxing del casco 2022, vi lasciamo il link qua sotto in descrizione. Ci troviamo qui oggi con Bomberman 056 e la Ciao. sua scintillante Kawasaki Z750R a cui dovremo andare a sostituire il fanale posteriore in quanto La fascia destra dei LED è completamente andata e è necessario sostituire il fanale intero affinché si possa girare in piena sicurezza e in piena regola. esatto, per questo motivo abbiamo pensato di fare un video tutorial per aiutare i possessori di Z750 a sostituire il fanale se dovessero aver bisogno. Bene, senza perdere altro tempo direi di iniziare a smontare la belva. Bene, cominciamo ad estrarre i due sellini, prima quello posteriore e poi direttamente quello anteriore. Adesso procediamo con lo smontaggio dei fianchetti. Iniziamo a tirare via queste 4 viti che comprendono fianchetto e unione tra i due sellini e l'unione tra i due sellini. Bene, cominciamo a smontare e poi vediamo sul da farsi. Le viti dei fianchetti, procediamo con l'estrazione delle clip a pressione che stanno poste sotto al codino. Queste viti qui sono state allentate già in precedenza per poter velocizzare un pochettino di più il video. Rispettivamente le clip sono queste due e queste due a destra e queste due a sinistra. Procediamo con l'estrazione. Una volta allentate tutte quante le viti, i fianchetti dovrebbero venire via abbastanza facilmente. Unica accortezza, stacchiamo questa parte di fianchetto e l'estrazione avviene in modo abbastanza veloce. Voilà. Sia da una parte che da quest'altra. Arrivati a questo punto basterà solo estrarre questa punta, questa parte finale della coda, semplicemente disincastrandola dai lati, facendo un pochettino di forza, così e così. Voilà. Non ci resta che estrarre questo spinotto nero facendo pressione proprio in questo punto qui. Rimasto il faro in mano, smontiamo queste due viti. Sostituzione con il nuovo fanale, 30 euro su eBay, speriamo che possa funzionare. Montiamo il fanale avendo cura di unire queste guide a questi due gommini, facendo scorrere il fanale, ok, e procediamo di nuovo riavvitando le viti nello stesso modo di prima. Non ci resta che riassemblare il tutto facendo il procedimento inverso, quindi procediamo con l'inserimento
dello spinotto. Ok, incastriamo il supporto del fanale. Abbiamo già messo i fianchetti, non ci resta che avvitare queste 4 viti e una volta fatto questo, sotto al codone inseriamo di nuovo le clip che abbiamo tolto inizialmente ed il gioco è finito. La moto, ragazzi, è completamente montata, ora procediamo con il collaudo e incrociando le dita speriamo che tutto funzioni. Ole! Funziona? Funziona! Benissimo, ora schiaccio il freno per verificare al 100%. Top! Perfetto, ragazzi. Perfetto! Bene ragazzi, per oggi è tutto. Speriamo che il video vi possa essere stato utile. Se è così, mettete un bel pollice in su. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale Motogiri Itinerari Mirella Campardo. In descrizione trovate anche i link per le pagine Facebook ed Instagram. Non ci resta che salutarci e al prossimo video. Ciao! Ciao ragazzi!